Una delle funzioni della Savno è quella di aiutare il sociale. Abbiamo aiutato nelle bollette i cittadini più deboli con reddito ISEE, quindi siamo disponibili anche perché ce l'abbiamo il metano. Biometano per le famiglie in difficoltà è il nuovo progetto di Savno dedicato a chi ha comprato l'auto a gas naturale per risparmiare ed ora si trova che un pieno costa quasi quanto quello della benzina. L'ennesimo effetto del rincaro dell'energia che sta mettendo in ginocchio molte famiglie anche nella sinistra Piave. Da qui l'idea di Savno di mettere a disposizione i propri distributori attualmente utilizzati per i mezzi aziendali. Un'operazione semplice come ci fa vedere il Presidente che poi sottolinea. Presidente, non è difficile solo far metano con Savno. L'ha visto lei, quindi ci vuole pochissimo. Ecco, quello che sta pensando è di darlo, diciamo così, anche ai cittadini per quanto possibile. Ma è prodotto dalla collettività, è giusto che vada anche a favore della collettività. Il metano non sarà completamente gratis, ma il costo coprirà solamente le spese di produzione del biogas. A voi quanto costa? 45 centesimi? 0,45 centesimi al metro cubo. Beh, insomma, una bella differenza rispetto adesso. Beh, certo, costa quasi 2. In certi posti ho visto 2,196 qui vicino. Il Presidente non nasconde le difficoltà per rendere concreto il progetto, a partire dall'accesso dedicato ai cittadini a Oderzo, come qui a Vittorio Veneto. La strada d'accesso che abbiamo già chiesto al comune perché ce lo dia e dovrebbero decidere fra poco. È un pezzottino, non è che ci sia tanto, devono solo rompere fare un po' di spazio qui nel Parco Dan, ma l'entrata sarebbe facilissima e poi abbiamo bisogno anche delle autorizzazioni ministeriali perché ancora non ci hanno mica dato l'ok per darglielo ai cittadini o alle macchine di trazione, possiamo usare solo quello per i nostri camion. Per questo il progetto Savno è il primo in Italia a sostegno delle famiglie in difficoltà e di conseguenza apre pista per autorizzazioni anche per molte altre partecipate come ad esempio Contarino Etra che dai rifiuti pubblici ricavano biogas. Per i nostri camion, per le macchine aziendali ci sono tutte e anche per quelle dei comuni che vogliono venire a far metano, quelle c'è, quello siamo autorizzati a darlo. Stiamo vedendo di allargare il bacino. Senta, quanto metano produce Savno in questo momento? Savno, io sto parlando del gruppo perché facciamo parte del gruppo Sesa Bioman e siamo oltre i 120 milioni di metri cubi di metano, di biometano che vale molto e è molto migliore di quello naturale.